Le fiamme sono divampate intorno alle 7 di sera e rapidamente si sono propagate nel fienile. Un'altissima colonna di fumo nero, visibile a chilometri di distanza, ha tenuto per ore con il fiato sospeso i residenti di Galliera Veneta. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco accorsi da Padova e Vicenza con 3 automezzi arrivati in via Menotti. Imponente lo schieramento di uomini necessario per circoscrivere il rogo ed evitare che potesse distruggere anche la stalla in muratura che si trova a pochi metri di distanza dal fienile. I pompieri hanno lavorato per ore, ma le fiamme si sono propagate con velocità e hanno distrutto 300 rotoballe di fieno. Sono arrivate a lambire anche la stalla. Tutti i bovini che si trovavano all'interno sono stati messi in salvo, evitando così la carneficina. Le operazioni di soccorso sono durate tutta la notte, fino a quando i focolai non sono stati spenti. All'origine dell'incendio vi sarebbe un'autocombustione del fieno dovuta alla fermentazione. Nessuno nel rogo è rimasto ferito. I carabinieri della compagnia di Cittadella sono intervenuti per i rilievi.